Ma che siamo, piccirilli? No, ci mancherebbe. Una volta che tu mi spiega che cos'è, lei quella cosa che si cinticca, si addormenta, dice la stessa parola, che cos'è la cuccetta? La cuccetta, dove si dorme di una notte. Piccola cuccia, no? Una cuccianica. Una piccola cuccia, certo. Ha chiamato sopra il treno, sì. Disse che fa, non la vedo, per quanto piccola può essere sta cuccia, ma la vedo. Una cuccia, sì. Da una mano aveva la valigia, da una mano avevo il biglietto, ma calai e cominciai a camminare così. Disse, vai a vedere sta cuccetta, non la vedevo. Ma ci credete che arrivai a mettermi a 4 piedi? Addirittura? Che mi spingevo la valigia, camminavo a 4 piedi, non era cuccetta che vedevo. All'improvviso mi ho sentito toccato alla spalla. Mi sono sentito. Mi sono sentito. No, lei non c'era, ce lo giuro, non c'era. Ah, mi sono, sì. Mi disse toccare dalla spalla, mi girai ed era uno in divisa. Io appena ho visto subito, disse, maresciallo a disposizione. Maresciallo, che è? Dice, quale maresciallo? Appunto. Sono il controllore. Certo. Dice, che cosa sta facendo? A mia. Ci stai cercando la cuccetta. Dice, cerca a 4 piedi? Ci disse, ma perché lei ha visto mai i cani a ditta, scusi? Questo si è incazzato. Ha ragione, devo dire. Perché mi fa, vado avanti, 7 vagoni più avanti ci sono le cuccette, non faccio lo spiritoso qua, vado avanti. Mi ho sentito rimproverato, ma perché hai la valigia, un biglietto in mano, dall'altra e contai i vagoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come ero io 7, mi disse, cagliese. Mi tornai a calare un'altra volta, valigia e biglietto e camminavo. Ogni tanto alzavo gli occhi per vedere dove, per non sbattere. Sì. In una di queste alzate di occhi, piglia e ti vedo una signora, signor La Rosa. Lei di queste cose non ne capisce. No, io infatti. Guardi, ma se c'è qualche mascolo le posso dire una cosa, e meno male. Meno male che non ne alzai capisce. gli occhi e viste una signora, ma una signora. Com'era? Non è che era una femmina, era una casa di salute. Ecco, una casa di salute, io chiedo scusa, ma signor si può Rosa, dire di una donna? Una bella donna fa sempre piacere, una casa di salute, che cos'è una casa di salute? Esposizione a mezzogiorno. Sì. Un ballatoio fiorito tanto. Esatto. Ogni movimento che facevo treno, sto ballatoio tremava. Sì. Tutto in questo balcone fiorito. Di che cosa? Ma no, gelsomini, no. girasole. Fermo. Uno qua. Minigonna alla dolce vita. Che vuol dire? Vabbè. Vicino a lei c'era una vecchietta che io non lo sapevo, seppe dopo che era sua madre. Sua madre, ma sì. io non lo sapevo. Certo. Io, siccome mia, tutto mi fanno dire, signora Rosa, ma per educazione non mi fanno dire niente. Lei è anche rispettoso, l'abbiamo detto prima, nei confronti delle donne, come e camminavo giusto con la ci valigia mancherebbe. e il biglietto. Camminavo, guardavo, e ogni tanto alzavo gli occhi e chissà che mi guardava fisso. Guardava a me, andava a faccia, io ho biglietto, faccia, biglietto, faccia, un biglietto, faccia. Sì, certo, quello era. Appena ci stavo passando davanti, questa, senza dirmi una parola, stira il braccio, mi blocca del corridoio, così, mi fermavo così. Mi guardavo, andava a faccia, ha guardato il biglietto, pigliami farci, lei questa notte dorme qui con me. E a lei Cucciù disse, domanda giusta, questa mi farci via, non faccia lo gnommo, lei sa benissimo che dorme qui con me, anzi, sempre lei, io muto, lei in silenzio, anzi dice, mi piace chiarire subito la cosa, lei è uno che preferisce stare di sotto o preferisce stare di sopra? La signora le ha chiesto questo. Se guardi, io per educazione mi adeguo sempre alla donna. Giusto. Se posso scegliere, preferisco stare di sopra. Dice, magnifico mi fai idea, perché anch'io preferisco stare di sopra. Meno male. Perfetto. Scusi. E la signora a Vicchiarella, certo. Dice, non si preoccupi, questa è mia madre. Dice, lei preferisce stare di sotto accanto a me. Mi resta una famiglia consumata. Certo, la mamma. Lei di sopra, la signora di sotto, la mamma accanto, non è una cosa carina. Però signora, a questo punto la signora mi fa dice, anzi dice, a questo punto direi, prego. Dice, si accomodi. Ora io domando a lei, signora Rosa, e domando ai signori presenti, quando una donna ti dice, primo, lei questa notte dorme qui con me, secondo, preferisce stare di sopra o stare di sotto, e poi ti dice, prego, indicando un scompartimento, si mette a suo agio. Che può significare una cosa sola. Appena sono entrato, chiudi la porta, trai a tendina, 1, 2, 3,
nudo. Nudo, se lei come ha mi ha preso fatto l'iniziativa mia madre. subito, nudo, certo, nudo. Io veramente ne esce a camisa. Sì. Dopo 2 minuti mi ha fortero, ma ne esce a camisa. Sì. Appena ero tutto nudo, mi succai in bocca la panza per fare una bella comparsa. C'è tutto poi alla porta, dico, io sono pronto a mio agio. Sì. Che sarà per la porta? Se tasse che trasivo prima? Chi? A Vicchiaretta. Eccoci. Appena mi viste, signora Rosa, fece un colpo di Certo, la signora anziana, che ne poteva sapere? e abbattivo a panza all'aria. Sì. La figlia, appena sentiva a mamma che dice entrò anche lei. Sì. Appena mi viste una carina, dice però non cascavo. No. Dice e subito si lavava una scarpa. Sì. Io come ci viste lavare la scarpa, disse Maria Santissima, se sta spogliando. Certo, lei ha capito subito che l'atmosfera era quella giusta. Ida invece appena si lavava la scarpa, con un movimento velocissimo del polso, aggiravo al contrario, la pigliavo da punta, me ne andavo un colpo dalla testa, da parte do tacco. Perché le signore avevano tutt'altra intenzione, è chiaro. Signora Rosa, io ringrazio Dio e gli stilisti che si stanno usando i scarpe con tacco grosso. Perché se ero tacco spillo un burto su da crozza mi faceva. Appena mi desse un colpo da testa, poi girava scarpe e casoletta, andava a faccia pa. E mane parole a mia, porco, facchino, maleducato, pugna, tembolate, mi grattava, pedate negli organi genitori. Io nudo, non potevo scappare. Perché mi pigliai 20 minuti di colpa mentre cercavo disperatamente di vestirmi. Appena fine di vestirmi mi chiappa la valigia e corro, questa che mi inseguiva pareva la sorella di Mennea. So come correva. Ho dovuto fare 10 vagoni per non vederla più. Mi fermai, aveva la pantafiata, calai il sinistrino, mi faceva perché un po' di aria, un paesaggio mi pensavo paesaggio. Mentre stavo pigliando aria mi disse toccare, aspetta, ma posso ire? Mi c'era il controllore, il quale mi tagliava e mi fa dice, egregio signori, che io sappia, i mutanni si portano sotto i pantaloni, non sopra. Buoni si mutanni sopra i pantaloni. Il signor Litterio Scalisi, Enrico Guarneri, grazie.